Dal 1994 a oggi a Cade del Poggio è stato un percorso lungo, qualche volta anche in salita. Assolutamente sì, oggi festeggiamo questi 25 anni che sono sicuramente un punto d'arrivo, ma per noi non sono altro che un punto di partenza, nel senso che 25 anni sicuramente in salita, abbiamo raggiunto tantissimi obiettivi e non ne vogliamo lasciare uno, quindi oggi rilanciamo ancora, oggi partiamo con i lavori proprio oggi 18 ottobre 2019 con i lavori per la nuova piscina che verrà realizzata davanti all'albergo, quindi nuova ospitalità, l'inaugurazione di queste due colonnine, nuovi servizi per i nostri turisti, sempre più attenti a quello che oggi è un territorio da tutelare, visto che siamo anche diventati patrimonio dell'UNESCO. Quindi vogliamo turisti attenti, pronti a un'ospitalità, un'accoglienza degna di loro, ma soprattutto attenti a un territorio. Diceva prima durante il suo intervento, è una storia che ha anche delle radici prima del 1994. Nel 1960 i miei nonni, già che avevano le attività qui a Conegliano, dove avevamo due attività, una era proprio davanti alla stazione di treni con la pasticceria Catanzaro, forse i più se le ricorderanno, quindi le persone di una certa età, e poi in cima alla Gradinata delle Alpine oggi è ancora il Bar Padova che ancora gestivamo già allora. Nel 60 siamo partiti con queste attività al mare, lì nasce la nostra parte ristorazione con parecchie attività, tra cui la più famosa era i 3 casoni di Bibbione e Pineda. Da lì nel 94 abbiamo aperto l'attività qui sopra Conegliano, quindi una tradizione familiare di terza generazione, partita ormai dagli anni che furono, e quindi ancora oggi vogliamo ricordare da dove partiamo, le nostre radici che sono un po' il simbolo anche del nostro Veneto. Presidente, si parlava prima di una trasformazione del mercato della mobilità con un incremento del 200% della vendita di auto elettriche. Ci stiamo preparando adeguatamente a questo cambiamento? Beh, noi siamo sul pezzo perché siamo quelli che metteranno giù nel corso di un paio d'anni 197 colonnine stazioni di ricarica nel Veneto, di cui 157 in provincia di Treviso tra pubblico e privato. Oggi abbiamo inaugurato queste due stazioni che riguardano un soggetto privato ma che comunque garantiscono una copertura a qualsiasi persona 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, perché questo è il nostro modo di lavorare, cioè diventa un servizio per i fruitori delle auto elettriche. Poi il mercato è chiaro che sta cambiando, i dati lo dicono in modo concreto, nei primi 6 mesi del 2019 si sono più che raddoppiati i veicoli elettrici immatricolati in provincia di Treviso, da 67 a 131. Beh, il territorio è attento a tutto quello che è green, noi siamo attenti a tutto quello che è green, ognuno di noi, le imprese stanno facendo la loro parte, ognuno nella loro dimensione e nelle loro possibilità, perché poi va ricordato anche questo, è un momento di transizione che durerà anni e in particolare ne fruiranno i giovani e saranno gli stessi giovani a dare una grande spinta in questa direzione. Qual è l'emozione di festeggiare un compleanno così importante di una realtà così importante per il comune di San Pietro di Feletto? Beh, noi siamo veramente felici di festeggiare e di condividere con questa famiglia Stocco questo 25esimo di attività. Siamo fieri di avere nel nostro territorio attività di questo livello. 25 anni di lavoro, di passione e di spirito imprenditoriale. La famiglia è molto, sono veramente degli imprenditori con la I maiuscola. Oggi è anche una giornata dedicata all'ecosostenibilità. Quali iniziative sta portando avanti il Comune di San Pietro di Feletto o porterà avanti in futuro per il tema? Beh, è un tema che noi veramente teniamo e stiamo anche noi, come hanno fatto oggi la famiglia Stocco, installeremo, ed sono già previste, 2 colonnine nella piazza, ad esempio nella località Bagnolo, nella piazza di Bagnolo, ma altre saranno in programma perché sicuramente anche per noi questo è il futuro.